Elia Guidi, tecnico del Camaiore, un pareggio forse anche giusto per quello che si è visto in campo, una bella partita, l'avete saputa tenere e riprendere anche nonostante certi episodi. Sì, la squadra è stata brava, abbiamo avuto una buona reazione, veniamo da un mese molto travagliato con diverse assenze, quindi quello che siamo riusciti a fare stasera per noi vale come una vittoria, soprattutto perché stasera tra i convocati c'era anche Abramo, che è un ragazzo del 2011, che è il primo ragazzo della nostra società che viene convocato in Serie A2, che è con noi dall'8 di settembre del ormai 2017, per cui da parte mia che l'ho visto crescere e averlo in panchina nella serie maggiore nostra è stato un motivo d'orgoglio, perché quello che è la rotellistica è un po' una famiglia e un luogo dove tutti possono crescere, quindi spero che lui sia il primo di tanti. Infatti avevamo visto anche rispetto anche alla partita d'andata, dove tu hai un'ossatura della squadra di gente esperta e che ha giocato sempre bene, abbiamo visto proprio la crescita anche degli altri che sono stati impiegati, abbiamo visto proprio una crescita importante e l'avevamo visto anche nelle altre ultime partite per la metà dell'ultima parte di stagione. Sì, stiamo crescendo, il nostro è un sistema di gioco che è un po' complesso e quindi abbiamo bisogno un po' di rodaggio. La squadra era per 5 decimi, era nuova e quindi siamo soddisfatti. La nostra priorità è riuscire a crescere e a dare spazio ai ragazzi per trovare la loro dimensione. Speriamo di concedergli questa possibilità. Con i playoff dopo avrete anche la possibilità, intanto si tiene un posto nella griglia più alto possibile, anche con questo pareggio rimanete in alto, e di andare a affrontare anche le squadre dell'altro girone, anche lì ci sarà da battagliare. Sì, vediamo quando sarà il momento, dove ci troveremo, come ci troveremo. Certo è che mancano sempre diversi recuperi e sempre un paio di partite dove ci sono parecchi scontri nella parte alta della classifica, quindi no, è altamente imprevedibile, perché si sta vedendo comunque sia un buon equilibrio nel girone sud. Il Forte dei Marmi, nonostante sia avanti, comunque sia, sono state partite comunque sia intense con quella formazione lì, quindi secondo me è stato un bel campionato e l'abbiamo onorato tutti al meglio. Grazie e in bocca al lupo. Crepi, grazie a voi.